Merry Christmas! Ho ho ho! Stai registrando così? Sì, esatto. Devo fare la intro. La intro. Devo fare. Ero so di qua, vai. Super Zavorina. Dio la faccia della Zavorina. Amore. Ah, caro. Allora dai, iniziamo sto video perché sennò qua non si combina più un caccio. E quindi ciao fioi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo motovlog direzione Milano per l'evento del Moto Babbo. Stiamo avvicinando al bellissimo Natale e quindi come ogni anno sotto Natale c'è l'evento del Moto Babbo a Milano o Mira o boh, non mi ricordo più adesso. Questo evento si fa ogni anno, non è altro che praticamente una sfilata di motociclisti vestiti da Babbo Natale come me in questo caso, e si fa un giro del paese, destinazione, se non ricordo male, in un orfanotrofio che dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere a Spinea, ma sapete, non è che non me lo ricordo più, Paolo, esattamente dov'è. Però vabbè, è un orfanotrofio. Qui con me c'è veramente il folle. Ciao Marco, ciao Marco. Come si sta dietro allora? Tu me lo devi dire. Sei tu quello dietro, sei quello che qui. Sono abituato veramente. Adesso sai come ho provato io la sensazione quando sono montato sul Ducati di Pierangelo. Solo che però la sua è sempre questa qua invece meno, perché le strade sono bagnate e fanno schifo. Veramente, veramente. Va bene come tengo le mani? Va bene come tengo le mani? E c'ho la barba, non vedo un cazzo. Sì, va bene. Andiamo a fare benzina e dopo partiamo, perché io come al solito ho l'orario che fa schifo, non sono mai puntuale. Verde. Una volta te avevi a slitta con sirene. Ma me cazzo va, perché non vedevamo abbastanza da mangiare rene. Sì, da me io te che sposto 160, 180 cavalli. Ma con più rene con i cavalli adesso. Ok, come che Mi fa tanto più oggi. Ma i beve anche tanto però. Perché si impena anche questa contro voi. Ma i beve anche tanto sti cavalli qua, è sempre Dio bene, adesso bisogna che vada, va bene? Ma dai, bene. Ma ogni tanto che vuoi, ma beh, sempre. Ciao. Oh Elfo, mi faccia benzina per piacere. Subito. Il pieno raso. No, 20 euro sì, ci stanno. Guarda Elfo, se farà un bel lavoro vi aumenterò lo stipendio. Rovescia, bravo, rovescia, bravo. Rovescia, bravo. Ti aumenterò lo stipendio. E avrai qualche giorno in più di ferie. Con calma, se mi strisci la slitta. Guarda che slitta i coglioni del passo. Non ti aumento più lo stipendio. Molto bene, la benzina l'abbiamo fatta. Adesso ci dirigiamo verso Milano e io da qua spengo la telecamera perché come vedete è tutta dritta, una rottura di pacco, e quindi senza che stia qua a registrare una strada dritta, che tanto non si corre perché ci sono le macchinette, la strada fa cagare, c'è il traffico, quindi spengo la telecamera e ci vediamo appena arrivo. Ok, bene, siamo praticamente quasi arrivati dopo aver fatto la tangenziale, una marea di strada dritta con macchinette e puttanate varie. Siamo praticamente quasi arrivati, non dovrebbe mancare tanto se non ricordo male. Milano, centro, dritto. Ok, va bene, sta calma. Allora, adesso il punto esatto non me lo ricordo più. Non era questo? No, la prossima. Non era questo? Questa è la prossima, questa qua. La prossima ancora. Dove? Ma a destra? No, questa, vai avanti. A sinistra? Roba da poco. Adesso raggiungiamo gli altri.
moto, con le motorette. Tutte cross le ha messo, tutte cross. Mi sembra anche giusto. Solo Nico può fare una roba del genere. Ma si è cambiato anche lo scarico, Nico? Eh sì, è messo sull'H. Non si può neanche. Che pacca decente! E qui sono solo pochi, la fila è fin là. Madonna, con Marco dietro è un po' difficile tenere la moto a basse velocità. Io boh, spacca le recce. Ah, fa cuccolo il due tempi e la fumera. Ah, la mano, ho già male alla mano, alla mano. Il mio casino è niente in compenso a tutto quello che c'è qua tra monocilindrici e custom. Io mi spacco le orecchie a sto KTM. Questo BMW qua? Dove sta andando questo BMW qua? Mangiamola sta benzina! Cacchio, già costa poco! Disco sound! Dammi un bacino! Oh! Oh fuck you, pezzo di merda! Mi ha spento la moto! Occhio, che se no sperdi tutti i pezzi per la Ducati. Mi hai fatto venire sul cagatto, Mi hai dato la sveglia e dai, addio. Oh, Nico, mi hai cagato il cazzo, ma la smetti di spegnermi la moto. La cosa bella dei raduni, proprio questo, che puoi passare col rosso. No, beh, io non vogliono che faccia l'illegale e mi fanno passare col verde. Vabbè. Una volta che puoi fare quel cazzo che vuoi in moto, niente, mi danno il verde. Vabbè, lasciate proprio stronzi. Lasciate uno spazietto per passare, uno proprio piccolino, ma grazie, molto gentile. Oh, cosa fai? Mostra il culetto. Ah, che carino. Ma te lo in culo adesso, non sto tanto mai. Se dopo, porca puttana, c'ha uno schermo 12 pollici su quella moto. E notte, per voi niente regali sono.